buonasera e benvenuti alla premiazione del concorso Il filo della fiducia. Il concorso che ha dato la possibilità ai lettori di decidere il valore di un libro pagandolo da 2 a 50 euro. Dopo parecchi mesi in cui i lettori appunto hanno avuto la possibilità di valutare a livello economico anche quanto il libro valeva secondo loro, abbiamo raggiunto il verdetto finale. Il primo classificato, il primo racconto è Il Gran Giorno di Federica Caldi. Il terzo racconto è Colori di Sara Pucilio e il terzo racconto è di Massimo Tirinelli, che è qui accanto a te. Circostanza che fa toccare con mano realmente quanto il tuo lavoro sia stato più o meno accettato. Ovviamente promuovere direttamente un'opera creativa con denaro corrispondente a una certa somma, diciamo che non lascia possibilità di inganno. A me ha fatto piacere innanzitutto per la novità dell'iniziativa, che è sicuramente originale, e poi in ogni caso è gratificante sapere di avere qualcuno che ti segue e qualcuno che magari apprezza il lavoro. Bene, volevo anche ricordare dei numeri di questa prima edizione. Sono state tirate 300 copie cartacee distribuite sia dal Caffè Letterario Mancioparole che dagli autori stessi, e sono state date a livello gratuito 500 copie. Parli un po' del tuo racconto, di come l'hai impostato, di come l'hai pensato. Il racconto che ho scritto si intitola Ottobre. In realtà non è totalmente di fantasia, perché anni fa andai in Spagna e in un ristorante all'aperto vidi realmente questa scena. Parlavano ovviamente spagnolo, non è che ho potuto capire bene cosa stesse accadendo, però c'era questa situazione, una ragazza molto bella, distante, un uomo maturo e un bambino, che ho capito alla fine, insomma, era il figlio di questo signore. C'era una situazione di tensione. Io, tornando a casa, ho elaborato una trama che tenesse conto di questi tre personaggi. È un racconto che si ascrive alla corrente del minimalismo, in realtà è una pennellata, è un accenno, è un tipo di letteratura che a me piace molto perché richiede anche una complicità da parte del lettore. Il lettore butta lì delle impressioni quasi a livello di un quadro impressionista, e il resto viene raccolto, nel migliore dei casi, dal lettore che ci mette anche del suo. È un'emozione molto breve, sono 2 pagine e mezzo, però a me è piaciuto molto perché dà l'idea del tutto con brevi tratti. Il racconto in realtà è questo, è la possibilità nell'economia di poche pagine, se uno, insomma, riesce a farlo, non sempre è facile, a dare l'idea del tutto. Diciamo, è quello che in greco viene chiamata metonimia, il particolare che darà il senso del tutto. Io spero di averlo fatto, sembrerebbe che qualcuno ha creduto. Rispetto a quello che ha detto Massimo, la nostra idea come casa editrice è quella di riprendere il filo della fiducia e farne una seconda edizione, quindi che siate scrittori o lettori tenetevi aggiornati.